Siamo al Vinitaly 2019, sempre nuovi appuntamenti, nuovi ospiti e siamo qui in uno spazio molto bello, molto particolare, lo spazio dell'azienda Astoria, un nome, un simbolo nel Prosecco, e siamo qui con Giorgio Polegato, presidente di Astoria. Presidente, io ho visto una cosa particolare in questa vostra brochure, questo simbolo di questa ape, che cosa mi dice? È proprio in occasione qui del Vinitaly che presentiamo questa certificazione ambientale che si chiama SQNP, rappresentata dall'APE, che è una certificazione che dà rispetto a quello che è l'ambiente e al territorio, è una certificazione nazionale riconosciuta dal Ministero dell'Agricoltura e segue un protocollo viticolo molto rigido dove c'è un massimo rispetto e attenzione con minore utilizzo di fertilizzanti primis, antiparassitari e anche acqua di irrigazione. Questo è anche un andare incontro alla popolazione, a chi ci vive nell'area del Prosecco non solo, perché chiaramente anche noi che siamo produttori in primis ci teniamo che l'ambiente sia sano e compatibile. Teniamo presente comunque che questa è vera sostenibilità, noi siamo stati i primi nell'area del Conegliano Valdobbiadene, ma spero che tanti ci possano seguire e che inizino questo percorso virtuoso che dà valore aggiunto al territorio. Io adesso mi rivolgerei a Emanuela Prignolato. Tu, Emanuela, sei sommelier, e cosa vuol dire una certificazione come questa per il mondo del vino? Ma sicuramente tutti gli appassionati, wine lover, sono sempre più sensibili alle tematiche ambientali, quindi anche questo messaggio etico da parte di un'azienda che sicuramente rappresenta il Prosecco nel mondo è un messaggio importantissimo. Perché? Perché comunque quando si vuole assaggiare un buon calice di vino c'è comunque un richiamo a tutto quello che è il paesaggio, il contesto irripetibile nel quale viene prodotto il vino, e tutelare tutto questo sistema è sicuramente un valore che dobbiamo portare avanti. Qui tu mi hai dato un assist per parlare col Presidente. Presidente, il congresso di quest'anno proprio ha tra i suoi temi, anzi come tema principale, proprio quello della comunicazione, il sommelier come ambasciatore e comunicatore di un territorio. Ci siamo scelti il tema del turismo, che mi sento di dire ci appartiene molto come regione, insomma siamo la prima regione italiana, se andiamo a spulciare tra i numeri enormi che accompagnano questo fenomeno sicuramente possiamo dire la nostra e possiamo raccontare quello che succede all'interno di questo territorio. Quindi da quel piccolo pulpito che ci contraddistingue oggi possiamo aprire una bella discussione che è anche molto legata all'attività professionale che svolgiamo. Siamo e ci diciamo spesso di essere dei comunicatori, oggi sempre di più c'è grande bisogno di saper raccontare il bello che ci circonda e non abbiamo mai fatto abbastanza per riuscire a trasferire il piacere, la bellezza, l'emozione che viene da questi territori. A questo punto coinvolgerei anche Giovanni Geremia, vicepresidente e responsabile della Guida Venezia, proprio perché la guida stessa è, come dire, uno strumento di comunicazione, è un percorso, un itinerario che ci porta a scoprire aziende come Astoria e tante altre. Assolutamente, la guida ci permette di conoscere tutti i territori del Veneto, tutte le aziende che sono presenti nel nostro territorio. Abbiamo avuto un riscontro anche molto positivo rispetto a quelle che sono le tematiche della sostenibilità ambientale anche da parte di tutte le aziende del Veneto, non solo quelle legate al Prosecco, che sono state sicuramente le prime a innovare da questo punto di vista, ma abbiamo sempre di più aziende che si spostano verso un'agricoltura sostenibile, verso un'agricoltura anche biologica. Perché anche il consumatore finale, sommelier, ma anche il semplice appassionato, in queste aziende riconosce un valore aggiunto. E noi attraverso la comunicazione che facciamo alla guida cerchiamo di mettere in evidenza tutte queste caratteristiche e quindi portare alla conoscenza del grande pubblico quelle che sono le specificità di ogni singola azienda. Io chiuderei con il Presidente Polegato. L'obiettivo è sempre quello di fare qualità, ma comunicarla anche, perché credo che questo sia anche un motivo per far conoscere il più possibile l'attenzione verso l'ambiente, il nostro territorio, ma anche all'enoturista che viene, che mi auguro con il riconoscimento dell'UNESCO sarà numeroso, far capire che abbiamo la cura massima di dare in quel bicchiere, oltre alla qualità, anche tutto quello che fa bene, e dà anche spessore al nostro lavoro.